Ad oggi faccio una ricognizione mentale anche di persone con cui ho avuto già il piacere e l'onore di lavorare, altre persone che si sono inserite con queste nuove elezioni in amministrazione, e quindi faremo questo ragionamento con calma nei prossimi giorni. Si dichiara in fase riflessiva il nuovo sindaco di Montebelluna, anche se dalle sue parole traspare già l'intenzione di mixare nuove e vecchie competenze nell'esecutivo che verrà. Sulla bilancia, inevitabilmente anche i rapporti politici, con la lista della Lega al 28%, Fratelli d'Italia al 18%, in mezzo a un ragguardevole 19% la civica Grande Montebelluna. Profilo basso e pragmatismo sembra lo stile abbracciato dal nuovo primo cittadino, delfino per anni di Marzio Favero, oggi in Consiglio regionale. Bordin, a spoglio ultimato, ha superato il 65% dei consensi. Siamo sicuramente onorati di questo risultato, un risultato che si stratifica, non è caduto dal cielo, perché è il risultato di 10 anni di amministrazione assolutamente responsabile, e quindi un grazie ai montebellunesi. Montebellunesi che però, come in buona parte del Veneto e d'Italia, hanno disertato le urne. Poco più del 47% degli aventi diritto a Montebelluna si è presentato al voto, dato che non lascia indifferente nessuno degli schieramenti, così lo sfidante. Faccio un appello a tutte le associazioni: troviamoci, rivediamo un attimo questi nostri percorsi di partecipazione, perché c'è qualcosa che non va. Il cittadino lo dobbiamo recuperare. Una stretta di mano tra i contendenti al cospetto del municipio ha avviato la nuova fase per Montebelluna: sostegno alle famiglie, ripresa post-Covid e scuola, le priorità. Secondo noi l'amministrazione deve dare prioritariamente è quella proprio di tutelare le persone più fragili e le future generazioni, quindi i giovani e i bambini.